Panorama Sardo? Parliamo con Giacomo Cao, che sta seguendo altri incarichi importanti, prestigiosi, presidente dell'ente regionale dell'aerospazio. Abbiamo portato a casa degli importanti progetti anche attraverso il distretto aerospaziale della Sardegna, in particolare un progetto che vede coinvolta una realtà aziendale che ha fatto un grosso investimento in Sardegna nel settore della propulsione spaziale. E quindi direi un'esperienza interessante, stimolante, appagante, mettendo a sistema tutti gli attori, la ricerca, i centri di ricerca, l'università naturalmente, le aziende, in quell'ideale, diciamo così, connubio che guarda al futuro, ma soprattutto andando a identificare quali sono gli scenari di futuro. Gioca un ruolo importante nel settore aerospaziale. Ricordavo proprio l'altro giorno che negli ultimi poco meno di 10 anni globalmente sul settore sono arrivati 180 milioni di investimento. Insomma, un numero per la Sardegna di grandissimo prestigio, di grandissima rilevanza, ma non solo, sono arrivati anche grandissimi player che in parte forse c'erano anche già, ma adesso sono consolidati e saranno consolidati negli anni a venire sul territorio. Nel frattempo siamo sbarcati su Marte, un sogno che abbiamo accarezzato parlando con il professor Cao per 7 anni. Stiamo lavorando alla missione italiana, stiamo attendendo il riscontro dall'Agenzia Spaziale, il riscontro dal COMIT, il riscontro dalla conferenza Stato-Regioni. Abbiamo avuto un forte supporto in conferenza Stato-Regioni dalle due regioni Campania e Sardegna. Il progetto verrà presentato appunto in conferenza Stato-Regioni a brevissimo e ci auguriamo che possa iniziare quel percorso che, partendo all'inizio del 2022, ci possa portare l'Italia su Marte con un suo vettore e i suoi payload nel 2029 sulla superficie del pianeta rosso.